Anche la settima puntata di Buonasera 287 è stato un appuntamento fisso per molti telespettatori che puntualmente hanno chiamato in studio per giocare e provare a vincere uno dei tanti premi messi a disposizione dagli sponsor. Il programma di intrattenimento condotto in studio dai simpaticissimi Vanessa Miceli e Salvatore Sorce in sole 3 settimane è riuscito a entrare nelle case dei telespettatori che a ogni puntata cercano di interagire telefonicamente partecipando ai giochi. Quella di riuscire a prendere la linea comunque rappresenta una vera e propria sfida per i nostri telespettatori, è davvero difficile riuscirci. Ottimo successo ha riscorso anche la new entry in casa Buonasera 287, ovvero il nuovo gioco della sequenza, e che già dalla prima apparizione ha consentito a una telespettatrice di aggiudicarsi i 5 premi in palio. Ancora risolto invece il mistero dei bottoni. Nella puntata di ieri, gradita ospite musicale è stata la giovane cantante di Campofranco Maria Laura Tulumello, allieva dell'Accademia Palladium di Liaminio. Nel salotto di Salvatore Sorcia invece l'ex sindaco di Favara Domenico Russello, che ha affrontato il delicato tema legato al rischio dissesto finanziario del comune di Favara. Dagli studi di Sicilia TV l'avvocato cassazionista ha praticamente indicato i presunti colpevoli della situazione emergenziale dell'ente che, secondo quanto detto in trasmissione, è da addebitare all'amministrazione Manganella. Per quanti non avessero avuto modo di seguire la diretta di ieri, la settima puntata andrà in replica oggi e domani subito dopo le edizioni dei TG delle ore 13:55.